Giosafat, re di Giude, torna in pace in chiesa sua in Gerusalemme. Il profeta Geu, figlio di Cananin, gliele incontri e dice a Giosafat: «Si vevi un mio di la dai una mano di un uomo senza religione, potevi tu vole bene di che caninasci il Signore, perché la rabbia del Signore è contro di te. Mai stessa si è chiatata in te al di buon, perché tu hai sbrusato i pai sacrai de tiere, e tu hai svoltato il tuo cur de banda dal Signore, col fin di Cirillo». Giosafat, dopo di essi fermata a Gerusalemme, al torna di nuovo fra miece de soint di Bersabea, sulle mons di Efraim, tornando a tirare le donne dal Signore, Dio dai loro vons. Al medio dis in tetiere, in tutis li citas rinforzades di Giude, citat per citat. Agli giudics comanda, vi ho dei ben ciò che ho faseis, perché che non giudicais per gli uomini, ma per il Signore, che sarà con watris, quanche io faserei sentenze. Il timore del Signore che sedi con watris, te vostre condotte tignetta mens, che tal Signor nestri, Dio, non de ombre tristerie. Lui non ha preferenze di sorte, e neanche non tira sotto regalo. Anche in Gerusalemme, Giosafat al mette un po' di levis, di predis e di sorestans di fameis di Israele, per giudizi dal Signore e per distrigare le questioni enfri de Gerusalemme. Comanda: o la reis in denant al timore dal Signore, con fedeltà e con cura onesta. Su ogni causa che us vignerà presentate da parte di questi fradis che vivono tes lor città, che si tratti di omicidi o di questioni in merito dell'eccio di un comando, di ordine o di decreto, vi ho dei distruì in modo che non vedi in colpes denando al Signore e che la sua rabbia non si discendi per zore di watris o dai questi fradis. Agì così e non fareis nessune colpe. Ve, a Maria primpredi us indricerà in tutte le questioni di religione. Biel che Sebadie, figlio di Ismaele, sorrestante famè di Giude, us indricerà in tutte le questioni che riguardano il re, come scritture o poderes doprai levis. Coraggio, mettesi a vore. Il Signore alzerà con un uomo giusto.